Ci scrivono in tantissimi da casa, quindi vi chiedo davvero di essere sintetici nelle risposte e giro, cioè passo attraverso Jacopo Fo, ma in realtà la mail è rivolta a loro. Però secondo me è utile che risponda Jacopo Fo. Leggo, Livio ci scrive: cosa cerchiamo tanto 1 miliardo di qua, 1 miliardo di là per l'IMU, l'IVA, quando sono stati condonati 98 miliardi alle slot machine? Vergognatevi, credete che la gente sia scema? Chiedete alla gente se preferisce pagare l'IMU o che paghi chi voi non avete mai fatto pagare. Per favore, chiedete adesso a nome di tutti perché le slot machine, i proprietari delle slot machine non hanno pagato. E ci dice fatelo in diretta. Questo è Livio da Gorizia. Prego. È una domanda che vorrei sapere anch'io. 98 miliardi condonati perché? Una battuta, allora, Meloni? in realtà noi stiamo intervenendo, lo abbiamo appena fatto in un provvedimento ora che è stato approvato la scorsa settimana alla Camera per controllare la dipendenza dal gioco, quindi si sta agendo su questo con i provvedimenti legislativi. Quindi questo è un tema che è all'attenzione del Parlamento. E proprio controllare la dipendenza dal gioco è il tema? No, controllare la dipendenza dal gioco è intervenire per frenare tutte le forme di propaganda, di pubblicità, di capacità da parte delle società. Quindi l'intervento legislativo c'è stato. Lo Stato prende i soldi da quello, non sarà una grande ipocrisia. Lo Stato prende i soldi anche dalle sigarette, lo Stato controlla dei fenomeni che sono altrimenti destinati all'illegalità e noi dobbiamo evitare che questi fenomeni diventino un danno per la popolazione come stanno diventando perché stanno crescendo. Perché sono stati condonati 98 miliardi? Io adesso le dico, nel merito, noi stiamo cercando di agire, lo ha fatto il Parlamento, per controllare la dipendenza da gioco e per evitare che chi svolge queste attività possa agire nei confronti Senatore Nitto Palma, perché sono stati condonati 98 miliardi? Questa cosa, me lo chiedo anch'io, è vero, non ho avuto ancora tempo di fare una ricerca, è vero che avete condonato 98 miliardi di euro? Sì, la risposta è sì, perché? Sì, è vero. Beh, allora dovete spiegarlo, perché sennò siamo alla fantascienza, stiamo discutendo, c'è l'IVA, no scusate, l'IVA e l'IMU, insieme sono 10 miliardi, ne hanno condonati 98. Allora chiedo alla redazione se facciamo in tempo, intanto anche che poi salutiamo Mirta Merlino, di avere il dato preciso e il giorno di questa vicenda della quale abbiamo anche parlato in studio, quindi non dovrebbe essere difficile recuperare il dato. Comunque io rispondo, guardi, con molta tranquillità, ignoro i termini della questione e nell'eventualità in cui ciò sia realmente accaduto, come è probabile che sia accaduto, e non vi siano delle ragioni particolari, personalmente condivido quello che dice. Io credo che sia sostituita una tassa, si sia consentito un condono, si è consentito di pagare una multa per aver evaso, diciamo, nel tempo una somma importante. Dopodiché c'è anche la Corte Costituzionale, mi viene adesso in mente, che qualche giorno fa, qualche settimana fa, ci ha fatto sapere che a copertura della prima rata dell'IMU era prevista anche una quota che arrivava da questo condono per le slot machine. Questa cifra non è arrivata, quindi sarà senza copertura l'IMU prima rata, no? Tanto per capire qual è il paese Italia.